Un buon pomeriggio amici di Directa Sport e benvenuti a Sennuri. È tempo di allievi nazionali Under 16, Serie C, Girone A. Si affrontano la Torres contro l'Alcione Milano. Controllo di Pinna, smista all'indietro, pallone perso sanguinoso, possibile contropiede per Carrettin. Ha visto il portiere fuori dai pali, ha provato, ma è bravo Formola a non farsi sorprendere. A saltare per la Torres, il cross verso il primo palo, palla che passa, ci prova con la testa e la palla entra, la rete del vantaggio da parte di De Dola. Il pallone è arrivato nella sua zona e ci ha pensato lui, il capitano della Torres, a sbloccare le marcature. Infatti calcio piazzato che poteva essere una chiave, sbloccando così le marcature quando siamo giunti al minuto 15 di questo primo tempo. Ultima giornata del girone d'andata, pallone sanguinoso perso in zona difensiva, ci prova con il sinistro, buona in questo caso la parata a terra di Formola. Perde palla in una zona sanguinosa Caminada e quindi possibile contropiede, esce dai pali il portiere dell'Alcione, ci prova Cirina da lontano, non imprime abbastanza forza al pallone. C'era anche Pala libero sulla destra, su Pala quando ha il possesso del pallone ci prova proprio il numero 20, arriva all'appuntamento col pallone, ribatte poi l'Alcione, ci prova Macioku da lontanissimo, Macioku, palla che si abbassa all'ultimo e per poco non realizza un Eurogol. Ancora il pallone in avanti sbagliato e quindi ci pensa Pinna a mettere ordine, ancora Pinna, se ne va nello stretto, il cross di Pala che diventa un tiro. Stiamo avviando al 10° minuto di questo secondo tempo. 30 minuti abbondanti più recupero da giocare. Pala se ne va, si alza la bandierina per un fallo. C'è il vantaggio, ci prova il sinistro. La parata da parte di Valente. Ottima iniziativa. Sull'asse Pala-Pinna. Hanno combinato benissimo i due. Ancora l'aggancio al centro del campo. Si fa vedere Di Maria. Allarga per Carrettin, prova a puntare Carrettin, ancora Di Maria, si è buttato nello spazio, il cross basso con la schiena, in scivolata, provvidenziale Silvetti, e poi la palla passa per Cirina, possibile contropiede, al centro c'è Belmonte, ancora Cirina, il pallone con l'esterno di pregevole fattura al limite, una finta, Pinna con sinistro, palla che sfiora il palo e va sul fondo, vicinissima, al raddoppio la Torres. Grande combinazione in contropiede. Bravo Ferraresi in questo caso a non farsi sorprendere. Quindi stesso coppione di questi ultimi 5 minuti. L'Alcione che prova a recuperare, la Torres che si può scatenare contropiede. Disimpegno sbagliato e libero, e la rete dell'Alcione che sigla il pareggio al minuto 23 del secondo tempo e va a esultare sotto lo spicchio dei tifosi. E il gol è proprio di Di Maria in ombra nel primo tempo. Lucchini tocca per Nebuloni in aria, Nebuloni provvidenziale in questo caso, il portiere della Torres, ma non è finita, ancora Nebuloni, tutto pronto per la battuta. Barriera folta dell'Alcione, prende la rincorsa Marzeddu, il destro, Marzeddu a un passo dal 2-1. Una botta del numero 6. Svetta di testa Sanna, palla che passa in aria, il sinistro e fa sua la sfera. Valente continua a pressare, quindi Pinna dall'altra parte guadagna la rimessa. Nicolò Pinna. Altro cross dentro, palla che passa, scavalcato il portiere e la palla va in rete. La Torres ritrova il vantaggio proprio al primo minuto di recupero. Un cross che ha scavalcato l'estremo difensore dell'Alcione e si è adagiato in rete. Non ha potuto far niente. Valente mette palla a terra l'Intas, aspetta il movimento del suo compagno, si vuole isolare sulla sinistra, vuole guadagnare la rimessa, ma perde il possesso del pallone ed è anche l'ultima azione della partita. Torres, Alcione, Milano e Storia 2-1 per la squadra di casa. Una partita molto bella che vede così i sassaresi scappare in classifica a +4 sull'Alcione Milano.